troviamo a Combay, nella famosa terra dei marroni, e ci stiamo accingendo a fare la potatura del castagno. Andremo a fare una rimonda del secco, verranno tolte tutti i rami secchi, verrà eliminata la parte inutile. Quindi noi dobbiamo ridurre cercando appunto di salvaguardare la produzione. Ecco, qua lì non sono arrivati sul posto qua dove che in Calmon un castagnera corona. Innestiamo tra il cambio e la pianta. Questo è il fiore maschile del marrone, è sterile. Per essere fecondato il fiore femminile del marrone, che è questo, deve essere fecondato dal fiore maschile del selvatico. Questo è il fiore femminile del marrone, da qui si svilupperà il riccio. Bene Gemma, io vorrei mostrarti la composizione interna di un riccio in questo momento di sviluppo. Abbiamo la presenza di 3 frutti, ovvero 3 acheni. Abbiamo il ciuffetto, come puoi notare iniziano a svilupparsi le prime striature. È stato interessante Federico, grazie. A fine giornata il lavoro serale è composto dalla pulizia e controllo del prodotto raccolto. Dopo un anno di lavoro in bosco, noi ci troviamo adesso all'interno del centro di raccolta e lavorazione del marrone di Combay, un centro di raccolta della cooperativa Agricombay, una cooperativa dei castanicoltori, e è qui dove andremo a fare tutte le fasi della lavorazione del marrone prima del confezionamento e della vendita. Quest'anno abbiamo una produzione